Lunedì 10 febbraio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la situazione dazi, quindi notizia di carattere internazionale, 4 miliardi a rischio, lo spettro della stretta si allunga sull'Europa, la meccanica è il settore più esposto, ma i termini di incidenza spiccano l'occhialeria e l'orafo, occhialeria quindi che interessa anche il territorio bellunese. Giorno del ricordo, foiba di Bassovizza, sorvegliata, vista e oggi arriva il ministro Nordio, l'approfondimento di Pattaro a pagina 5. Ancora dal Veneto, il direttivo regionale, leghisti veneti sotto esame, ecco l'algoritmo misura fedeltà. L'approfondimento di Berlinghieri lo troverete a pagina 6. Per quanto riguarda invece la provincia di Belluno, nelle cronache, elezioni comunali, proroga per 6 sindaci, 2 al voto in primavera. Nel 2025 solo Sospirolo e San Nicolò rinnoveranno sindaci e consigli. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 15. In lutto, Sedico piange Gioia Nardina, assessora col sorriso, si era candidata con Stefano Deon, sapeva ascoltare e agire per il bene comune, è venuta a mancare alla giovane età di 49 anni. L'approfondimento a pagina 18. A pagina 16, verso le Olimpiadi, pista Olimpia e Socrepes, altri 7 milioni per Cortina, finanziato anche un bacino per l'innevamento. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 361 giorni appunto alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L'imprenditore che amava la Valmorella, la vita di Piol diventa un film. Da Valmorella a Olivetti, attraverso la storia dell'industria italiana, la vita di Esterino Piol diventa un documentario, un imprenditore illuminato che ha girato il mondo ma non ha mai dimenticato le sue radici, dove la sua visione viene oggi proseguita dai figli Andrea e Alessandro. A poco più di un anno di vita dalla fondazione che porta il suo nome a Valmorel, questo nuovo progetto sta vivendo i suoi primi ciak. L'approfondimento di Ferigo a pagina 17. E la foto di copertina, anzi le foto di copertina sono dedicate allo sport bellunese, grandi belle notizie. La squadra di Zanini batte il Lavis e sfrutta lo stop del Treviso, Italian League, 3 gol al Caldaro. Dolomiti vola in vetta, l'Hockey Feltre alza la coppa. L'esultanza dei giocatori della Dolomiti a destra e a destra i giocatori dell'Hockey Feltre con la Coppa Italia. Gli approfondimenti li troveremo nello sport. E ancora dal Veneto, stretta sicurezza con le zone rosse, il Veneto avanti in ordine sparso. Queste le notizie principali che troveremo nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è la seguente: abbandono scolastico è allarme. In Veneto diminuzione costante alle superiori, a Belluno invece è in aumento il numero degli studenti non scrutinati. In Veneto soltanto Verona segue la nostra tendenza, la dispersione cresce soprattutto negli istituti tecnici. Nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 i dati rilevati dall'Ufficio Scolastico Regionale USR mostrano che nelle scuole superiori nel Veneto c'è una progressiva diminuzione degli studenti che non sono stati scrutinati rispetto al 2021-2022. A fare eccezione sono Verona e Belluno. In particolare nella nostra provincia la dispersione scolastica si attesta sull'1%, in linea con quanto registrato l'anno precedente, addirittura in crescita rispetto a quello 2021-2022, quando era lo 0,82%. L'abbandono avviene in particolare negli istituti tecnici. L'approfondimento di Santina da pagina 2 a pagina 3. La Mid Olimpica, un ecosistema irripetibile, giochi, la previsione di Bertone e Padrin, un grande sviluppo per il territorio. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 5. La foto di copertina invece dedicata allo sport, come quella trovata sull'edizione del Corriere delle Alpi. Caldaro travolto 3-0, centinaia di tifosi in festa. Emozione Coppa Italia, trionfo storico del Feltre. L'approfondimento di Mammani a pagina 11. Ancora sport, Dolomiti 2-0 all'Avis, Treviso KO, sorpasso in vetta. Sci alpino, titolo mondiale per René De Silvestro, ho visto il tabellone, non ci credevo. L'approfondimento di Dibona a pagina 23. E anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al lutto che ha colpito la comunità di Sedico. L'ex assessora Nardin muore a 49 anni. L'approfondimento di Pasuc lo troveremo a pagina 7. Sovramonte e Pomprussiani, i gestori lasciano dopo un anno. L'articolo di Bertoglio a pagina 6. E ancora film sull'F16,
F-16 caduto 40 anni fa, la lettera del pilota salvato, grazie Limana, l'approfondimento a pagina 7. Domegge studia nel lockdown e ora apre il centro estetico, la notizia a firma di Bolzonello a pagina 8 e ancora a pagina 8 con medico superiore, la pioggia non ferma i balli del Matazzin e della Che, in centinaia ieri ad Osoledo alla Mascarada di Santa Plonia, la manifestazione di carnevale più sentita e partecipata del Comelico. Ma a pagina 2 del Gazzettino di Belluno lo spazio, l'approfondimento è appunto dedicato agli studenti bellunesi, allarme e dispersione, uno studente su 100 non finisce gli studi, l'abbandono del bellunese non si ferma a differenza del trend delle altre province, il fenomeno in particolare nei percorsi tecnici, in regione invece nei professionali. Troverete anche un grafico che rappresenta appunto le interruzioni di frequenza, vediamo che a Belluno sono lo 0,85% nei licei, l'1,71% nei tecnici, lo 0,88 nei professionali. A livello veneto 0,87 per i licei, 1,33 per i tecnici e 2,53 per i professionali. Non scrutinati siamo allo 0,82 per Belluno, sempre per i licei, 1,06 per i tecnici e 1,01 per i professionali. Non ammessi dalla classe prima alla classe quarta, a Belluno siamo al 6,23% per i licei, 8,86% per i tecnici, 7,31% per i professionali. Il territorio con la percentuale più elevata di non ammessi ai licei, il 6,23%, l'abbiamo letto appunto appena adesso dal grafico presente in questa pagina del Gazzettino di Belluno fra la prima e la quarta superiore. C'è un esercito che esce con la lode, 61 diplomati con il massimo dei voti, una bella notizia comunque che troviamo in questa pagina a firma di Giovanni Santini. Il 13% dei centini veneti abitano in provincia di Belluno, i risultati più eclatanti tra Galilei, Reniere e Calvi. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per la maturità, il primo iscritto il 18 di giugno. E sempre per il mondo scolastico, nonni in cattedra lezione di tradizioni. Che cosa insegneranno? Dai giochi di un tempo fino all'educazione civica. Il progetto di Belluno la notte coinvolge Comprensivo Merlin e Università Anziani. L'incontro a Ranieri il terapista occupazionale, tempesta di domande dei ragazzi. L'intervento in aula nel programma di potenziamento hanno parlato Mirko Bortoluzzi ed Elisa Zandonella. Continuiamo con pagina 5, notizia che ci porta a Milano, giochi, vetrina per la nostra occhialeria, il presidente Padrin e la numero 1 di Anfao Bertone ieri all'Amido di Milano tra le 50 aziende bellunesi. Il commento dei due, tra le Dolomiti c'è un ecosistema irripetibile di bellezza e know-how che sarà valorizzato. Dobbiamo attrarre giovani talenti per dare un futuro al nostro distretto e le Olimpiadi ci aiuteranno queste. Alcune delle dichiarazioni che troverete in questo articolo a firma di Federica Fant. La mostra Il rinascimento dei bambini in prefettura, altro appuntamento che interessa in questo caso il capoluogo bellunese e sempre dal capoluogo carambola, l'automobile si ribalta ma la conducente fortunatamente rimane illesa. Siamo a pagina 6, notizia che ci porta a Sovramonte, lasciano dopo un anno osteria chiusa, non c'è pace per il locale Pomprussan di Faller, cuore dell'albergo diffuso, non riesce a ingranare. I due giovani gestori che avevano iniziato nel 2024 hanno cambiato lavoro e abbassato le serrande. Intanto procede l'iter per la riqualificazione della struttura, un'opera da 1,7 milioni che partirà tra alcuni mesi. Sette Ville, Basso Feltrino, Campo e Parco, ecco il maxi progetto, si tratta del piano di riqualificazione dell'area antistante l'asilo di Alano, l'opera garantita da 166.000 euro e PNRR. Ancora due notizie dal Feltrino, la prima Feltre, campagna di Russia, gli alpini non dimenticano chi non è tornato, la sezione di Feltre e l'Unione dei Reduci uniti per ricordare Nicola Gecca. La Mon, strada Arina, sistemazione in corso, messa in sicurezza dopo i cedimenti. Spostiamoci a Limana con pagina 8 del Gazzettino di Belluno, il pilota dell'F-16, grazie Limana. In centinaia la proiezione del film di Giovanni Carraro sul disastro sfiorato 40 anni fa e spunta la lettera di Brown. Il sindaco, ci sono fili che collegano il passato e il presente. Il comandante di Aviano, l'opera restituisce il valore umano. Ed ecco alcuni scatti della serata che si è svolta appunto nella giornata di ieri a Limana. Addio a Gioia e i suoi valori continueranno a guidarci, notizia invece che interessa la comunità di Sedico, politica e amministrazione in lutto per la morte a soli 49 anni dell'ex assessore Nardin. Solo un anno fa, dopo la turbolenta revoca da parte del sindaco Stefano Deon delle deleghe affidate all'allora vice sindaco Gioia Sacchet, Gioia Nardin era stata nominata assessore e di Sacchet aveva anche mantenuto gli assessorati alle politiche per l'ambiente, alla mobilità, all'energia, ai progetti europei, alle politiche giovanili e alle pari opportunità. Adesso Gioia Nardin
Nardin, 49 anni, che abitava a Mas di Sedico, se n'è andata, vinta dal male, lasciando sgomenta un'intera comunità. I funerali mercoledì alle 14:30 a Mas di Sedico. A dare la ferale notizia sono stati il marito Marco e mamma Giacomina, con i fratelli di Gioia, Luca ed Andrea. La salma sarà successivamente tumulata nel cimitero di Sedico. Domani sera, martedì, alle 18, sempre in chiesa al Mas, sarà recitato un rosario in suffragio della defunta. Le offerte raccolte durante il funerale saranno devolute ad ACTO, Alleanza contro il tumore ovarico del Triveneto. Gioia Nardin nelle elezioni del 2019 si era presentata con il gruppo guidato da Stefano Deon, riconfermato in quell'occasione sindaco, presentandosi come impiegata amministrativa con un'esperienza all'estero, attiva da sempre nella realtà di volontariato che mettono al centro la dignità della persona e la sostenibilità ambientale, prima nei paesi in via di sviluppo e ora anche nel nostro territorio. Cambiamo argomento, siamo a pagina 8, dalla provincia, siamo nelle terre alte, Comerico Superiore, i bari del Matazzin e del Lacché riempiono di gente Dosoledo. Con la mascarada di Santa Plonia rivive una delle tradizioni ladine più sentite, grande partecipazione fin dal mattino tra la musica delle vece e le tipiche polche. Vediamo appunto in questo scatto in tanti ieri a Dosoledo per mascarada di Santa Plonia con i costumi della tradizione, in foto alcune delle maschere di ieri. Domegi di Cadore apre il centro estetico in una vasta gamma di servizi e ancora Cortina d'Ampezzo esercitarsi con le sfide del ghiaccio, il soccorso alpino in Valla Travernazzes per dare più sicurezza. Notizia di spalle, colpito da malore in casa, emigrante muore a 48 anni. Era stato trovato in condizioni disperate a Carfone 8 giorni fa, prima i soccorsi, poi la morte in ospedale. Parliamo dell'84enne che viveva in Lussemburgo e che è morto appunto all'età di 84 anni. A Rafos Riccardo, una vita trascorsa in Lussemburgo dove attualmente risiedeva e dove le sue ceneri ritorneranno, veniva spesso a Carfone, da sempre legato al suo paese natale, tutti lo ricordano sempre indaffarato a fare lavori e riordinare la propria proprietà. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina continuiamo, eccoci qui, la troviamo a pagina 14. Piccole associazioni in difficoltà, è necessario un quarto settore. Preoccupato Gianluca Corsetti, presidente del comitato d'intesa, oggi i contributi vanno solo a chi è più strutturato. Questa è la dichiarazione del presidente. Nel bellunese c'è un'organizzazione di volontariato ogni 946 residenti, difficile il ricambio dei consigli direttivi, non complichiamo la loro missione. E adesso passiamo alla politica con pagina 15 del Corriere, il rinnovo dei consigli comunali, sindaci eletti sotto Covid, in carica fino al 2026, ora serve un ricambio. Per 6 comuni le elezioni slitteranno, Hoffer di Valle di Cadore è certa, non si ricandiderà, da Zanche è possibilista, siamo nel comune di Gosaldo, gli altri vorrebbero passare il testimone a un giovane. Chi sono? Bortolo Sara del comune di Borca, Paolo Frena del comune di Colle Santa Lucia, Marianna Hoffer del comune di Valle di Cadore, Domenico Belfi del comune di Vodo e Paolo Simonetti del comune di Zoppè di Cadore. Certe invece il voto per 2 comuni del territorio bellunese per quanto riguarda l'annata 2025, Sospirolo e San Nicolò di Comerico gli unici alle urne in primavera. La morte dei primi cittadini Mario De Bono e Giancarlo Ianese fa anticipare le elezioni rispetto alla scadenza naturale. Derigo Cromaro è pronto in questo caso per quanto riguarda il comune di San Nicolò di Comelico. Pista Olimpia, un laghetto a Socrepesa, dalla regione altri 7,3 milioni di euro per Cortina, a Rumerlo previsti una palazzina per il cronometraggio e un bacino per l'innevamento, nuove spese per la seggiovia. Continuiamo con l'imprenditore che amava Valmorello, un documentario su Elserino Piol ai vertici di Olivetti, pioniere dell'informatica e delle telecomunicazioni. Il regista Melanco guardava sempre al futuro. Ben presto quindi avremo modo di vedere questo nuovo progetto che interessa una persona illuminata, in questo caso parliamo di Elserino Piol.
La lettera del pilota dell'F16 alla sua soccorritrice, emozione 300 presenti, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, come quella che ha colpito la comunità di Sedico. Addio all'ex consigliera Gioia Nardin, con il sorriso al servizio dei cittadini. Aveva 49 anni, si era candidata con Stefano Deon e il progetto per Sedico, sapeva ascoltare e agire per il bene comune. Questo il ricordo dell'ex sindaco del comune di Sedico. Parliamo in questo caso di Stefano Deon, che è qui assieme appunto a Gioia Nardin. Continuiamo con pagina 19, folla all'Amido, Padrin, settore strategico. Questa è la dichiarazione del presidente della provincia di Belluno. E ancora a cammino delle Dolomiti, la diocesi esulta, un grazie alla regione fu un'idea del compianto vescovo Savio. Siamo a pagina 20, le lettere al Corriere delle Alpi, quindi continuiamo con Feltre, lavori alla stazione ferroviaria, 2 mesi di chiusura per il buffet, date da decidere ai dipendenti, garantita la cassa integrazione, la biglietteria riaprirà a settembre. Dalla rubrica Cultura e Società, il Texas in dissolvenza. Il Texas in dissolvenza di Menazzi Moretti. E ancora, per quanto riguarda invece la rubrica Giorno e Notte, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio ai primi eventi dedicati al Carnevale bellunese, un successo la mascarade, Mattazzini e la Che protagonisti. In questo caso ovviamente siamo al Comerico Superiore ed ecco alcuni scatti per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, ma ancora Trichiana, cose leggere e vaganti nella mostra del duo Vedanagatti, e ancora Mim, dove il passato incontra il futuro, un nuovo spot per il Museo delle Migrazioni, notizia in questo caso che interessa la nostra associazione con il suo museo, il Museo Interattivo delle Migrazioni. Adesso invece passiamo allo sport bellunese, tante belle notizie per quanto riguarda la nostra bella provincia. La Dolomiti Bellunesi ritorna al comando, sconfitto il Lavis, e tante grazie al Portogruaro. Serie D, l'8ª giornata di ritorno. La squadra di Zanini gioca sempre nella metà campo trentina e segna con Masuta e Pellizzari. I veneziani vincono a Treviso. Ancora sport, calcio di eccellenza, Borgo Valbelluna caduto last minute che complica tutto. Continuiamo con il calcio di eccellenza, povero Cavarzano a Borgo Ricco, buona partita ma nessun punto. Calcio di prima categoria, Pattaro fa una magia al 92esimo, 3 punti d'oro per lo Schiara. Ancora calcio, seconda categoria, poker del Pedavena, ma il Comelico resiste a -3. Calcio femminile, Dolomiti, la fase gold inizia con un 4-3 alle Torri. E ancora calcio giovanile, la Dolomiti Under 19 vince ed è seconda nei nazionali. Sempre per il calcio giovanile, Dolomiti, doppio successo con Under 15 e Under 14. Cambiamo sport, pallamano, Serie A Silveri, il Molteno parte a 1000, un altro KO per il Belluno. Per quanto riguarda invece la pallavolo, Marzola, Belluno continua a crescere, dopo San Giustino testa alla Coppa. Ancora pallavolo femminile, è la 10ª sinfonia per l'SB che consolida il 3° posto. L'Annia, ultima in classifica, conquista un solo set grazie alle molte rotazioni. Camilla Consoli con 20 punti personali premia MVP della partita. Leonardo D'Inca supera anche al trofeo Pinocchio davanti a Zanardi e Valt, notizia che riguarda lo sci alpino. E ancora dallo sci alpino Gran Prix La Tebusche, Mattia Santin, Chloe Furlan e Giorgio Zanardi in trionfo, sono loro i piedi più veloci. Basket, il Valbelluna crolla proprio sul più bello, Feltre, derby di gioia. E ancora per lo sport, Coppa Italia, impresa del Feltre, 3 gol al Caldaro per il trionfo. Italian Hockey League, dopo la Osta stesi anche gli altoatesini in finale con i gol di Korkiakowski, Kadlec e Foltin. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.